Tanto grazie, ringrazio doveroso l'aeroporto di Olbia, Lucio, Joseph, voi sapete insomma che con lui stiamo facendo un lavoro importante a livello regionale, credo che approderà nelle prossime settimane il piano strategico regionale che ci porterà nei prossimi anni a definire il lavoro che stiamo facendo qui molto bene da qualche mese in modo puntuale e preciso, ma un po' anche in tutta la Sardegna. Stiamo cercando di superare una visione di noi stessi generalista legata soltanto al mare, ma affrontando in modo verticale, puntuale, quelli che possono essere, e dico possono essere non a caso, poi intervengo anche sul tema di stamattina e poi rilancio su quello del pomeriggio, i segmenti di nostro interesse. Cosa voglio dire con questo? Ieri a Cagliari parlavamo di congressuale, stavamo facendo un B2B importante sul congressuale, eravamo a Londra sul wedding, qua stamattina si parlava di golf, questo pomeriggio si parla di vela. Questo perché? Perché in questa sala, credo più che in altre, abbiamo capito che il turismo non è una chiacchiera da bar, che le valutazioni che si fanno, anche quelle a volte giornalistiche che riempiono le pagine, grande stagione, pessima stagione, i numeri sono in crescita, sono in perdita, veramente oggi nel 2018 non stanno a significare nulla, perché forse stiamo comprendendo che al di là del numero delle presenze ciò che conta è quanto ciascuna di queste presenze lascia sul territorio, quanto paga, mi verrebbe anche da dire quanto ci costa, no? Perché poi forse la spesa per avere un viaggiatore qui da noi in Sardegna va conteggiata sommando quelli che sono i costi pubblici, quindi i costi sociali, con quelli che gli imprenditori ci mettono. Vediamo quanto lascia sul territorio e decidiamo se quel turista ci piace oppure no. Il che significa smettere di parlare di presenze. Fermo restando che quest'anno è una stagione abbastanza bizzarra, nel senso che sapevamo che la bella stagione sarebbe finita, avevamo ragionato in questi anni, ma oramai da 4-5 anni che ci saremmo dovuti organizzare, però sta succedendo questa cosa un po' strana, che gli aeroporti hanno numeri in crescita, i vettori navali hanno numeri in crescita, i dati che ho io del SIRED ci danno uno stop sulle presenze. Quindi siamo davanti a dei fenomeni abbastanza importanti che vanno studiati e che ci inducono a ritenere che probabilmente il mondo delle vacanze è in piena rivoluzione copernicana. Quelli che erano i nostri indicatori che ci davano garanzia, sicurezza, le room night, il numero di presenze, stanno un po' saltando perché non coincidono più questi numeri, quindi vuol dire che ci sono viaggiatori che cercano altro, che a fianco al mare cercano, hanno domande di vacanze che sono più diverse. Allora in questo mondo sempre più globalizzato, dove i nostri competitor sono sempre più lontani da noi, che significa che non sono più soltanto le regioni italiane i nostri competitor, anche se a me piace però confrontarmi sempre con le stesse dimensioni. Ogni volta che sento paragoni con sistemi paese un po' inorridisco, no? Vanno in Turchia, vanno in Spagna, vanno qui, sì, vabbè, ma noi siamo non ci conoscono da nessuna parte, perché voi sapete indicarmi quali sono le regioni, tutte le regioni dell'Inghilterra, tutte le regioni della Spagna, ecco, cioè, cerchiamo di dare un senso anche a quello che noi siamo, no? E anche alla consapevolezza che noi abbiamo. Ecco che allora parlare di golf stamattina, io credo che sia intellettualmente onesto raccontare perché siamo qui soltanto con 4 campi. Forse oggi c'è una consapevolezza maggiore, ma è anche vero che la tecnologia e la scienza ha dato una mano, per cui quando 10-15 anni fa c'era un grande dibattito nell'isola, no? Campi da golf sì, campi da golf no, era una stagione dove c'era un'esigenza forte che era quella di rimettere al centro quella che era l'ambiente, la sostenibilità ambientale. Non voglio fare ragionamenti qualunquisti, però in quegli anni c'erano dei costi sociali nell'avere dei campi da golf molto forti, che probabilmente adesso non ci sono più, perché i campi da golf e il sistema idrico, il tema era soprattutto legato all'acqua, vengono utilizzate adesso anche riciclate anche le acque reflue, c'è veramente un sistema intorno al golf che ci fa dire che che è un tipo di segmento che non consuma ma che può dare al territorio. Questo è un po' il senso. Per cui da qui si può ripartire. Certo che, lo dico in modo provocatorio, lo dico a me stessa soprattutto, che se ragioniamo parlavo con Joseph poco fa, su 3-4 campi da golf
e ce li immaginiamo tutti lungo la costa, perché continuiamo a pensare che sia sempre quello l'unico nostro valore, stiamo un pochino bypassando la logica, quindi continuo a vendere balneare, però ci metto sopra il golf. Allora mi chiedo, lo chiedo in modo provocatorio, se c'è qualche imprenditore che magari vuole fare un campo da golf che interconnette i 4 che ci sono, riducendo le distanze tra l'uno e l'altro. Non lo so. Potrebbe essere, anche perché non è il pubblico che fa i campi da golf, perché spesso e volentieri le cose, poi dice la burocrazia. Lo so, ma non attiene soltanto a questo. Quando si fa un appalto pubblico, la politica mette i soldi, le procedure sono talmente lunghe a garanzia di tutti, non è una giustificazione, ma oggi da quando vengono allocate le risorse con una delibera di giunta a quando una strada viene consegnata passano più o meno lo stesso numero di anni. Qui la Sassari Olbia ne è un esempio plastico. Ci dobbiamo rassegnare? No. Io credo però che il lavoro che stiamo facendo in Regione in questo momento sia quello di mettere in fila per priorità, ed è questo quello che ci restituirà il piano strategico, quelli che possono essere segmenti da PIL, che possono essere, come dire, sviluppati nel più breve tempo possibile, quelli che hanno uno sviluppo di medio e quello che hanno uno sviluppo di lungo. Quindi un approccio che, possiamo dircelo, prescinde dall'umore del momento, no? Perché a volte quando parliamo di turismo siamo un po' schizofrenici, vediamo una cosa, presto una pagina pubblicitaria, presto facciamo no. Se assumiamo il fatto che parlare di turismo è una scienza, ci sono dati, numeri, trend che si muovono, molte di queste variabili non le controlliamo, credo che abbiamo la responsabilità di decidere insieme che cosa vogliamo fare di noi. Nel senso che sappiamo che ci sono quasi tutti i segmenti, in questo momento sono tutti ancillari al balneare, abbiamo un congressuale che va per i fatti suoi, ma ha avuto nel 2001 uno stop, quindi stiamo parlando di 14 anni fa. Credo che il congressuale risenta ancora del codice di Farmindustria e del fatto che adesso i congressi si svolgano soprattutto, Alghero ne è un esempio plastico, Chi a Laguna, il Forte, no? Si svolgano nelle città d'arte, non più da noi, perché c'è sempre la presunzione di colpevolezza, questo poi è il grande dramma, no? del sistema paese. L'agroalimentare, il turismo enogastronomico, ci sono alcuni esempi che stanno iniziando ad affacciarsi, ovviamente partono da iniziative private, anche perché poi altrimenti non si spiega perché anche chi mi ha preceduto negli anni, destra, sinistra, non importa, abbiamo sempre percepito l'assessorato al turismo come l'assessorato alle pagine pubblicitarie, perché era l'unica cosa che ci consentiva di andare in qualche misura da solo. Fai le fiere per gli albergatori, vendono, fanno i loro contratti, noi cosa facciamo? Facciamo comunicazione istituzionale, una bella spiaggia vuota e questo, e uno ha fatto il suo lavoro. Anche questo non basta più, non basta neanche come canale di comunicazione, figuriamoci se basta come mission di un assessorato regionale. Questa è un po' la sfida della DMO, qui ne abbiamo parlato tante volte, finalmente siamo addirittura d'arrivo. Devo dire la verità che se avessi pensato che per arrivare alla costituzione della DMO avremmo dovuto mettere in campo qualcosa come 22 adempimenti amministrativi a partire dall'anticorruzione per finire alla Madia e chi più ne ha più ne metta, forse ci avrei pensato un attimo, ma insomma riusciamo, siccome siamo caparbi e testardi, riusciremo ad arrivare sino in fondo anche qua. Parlare di turismo significa oggi specializzare. Significa capire che ci sono operatori che possono occuparsi di una cosa ma non di un'altra. Significa spostare il baricentro dalla recettività a quella che è l'offerta sinergica integrata dagli altri operatori. Il sistema si complica necessariamente, o decidiamo insieme che quel territorio ha quel tipo di vocazione. Io non credo che tutta l'isola abbia la stessa vocazione. Qui a ottobre-novembre, a parte gli sforzi di alcuni operatori importanti, novembre inizia a essere complicato, anche perché manca una comunità dietro, no? Portocervo chiude, smantelli, toglie le insegne. Nel sud a novembre c'è una comunità che vive, va a scuola, fa l'università, insomma tante cose. Quindi se ragiono su chi voglio, su chi mi cerca, è evidente che questa destinazione policentrica, che è la nostra isola, è in grado di lavorare su più segmenti, su più attrattori. Però tutti in modo scientifico, scientemente, decidendo che lo vogliamo fare insieme. Adesso parleremo di Vela, sarò molto curiosa. Abbiamo appena chiuso un accordo con chi organizza anche
l'America's Cup, il fatto che Luna Rossa sia presente per la seconda volta a Cagliari, non è soltanto un campo di regatta, ci sono in questo momento, ad esempio su Cagliari Città della Vela, 6 nazionali che stanno svernando, hanno scelto di abbandonare la Spagna per le condizioni climatiche e venire nel sud della Sardegna, c'è un know-how tecnologico molto forte, questo significa che non siamo soltanto natura e paesaggio, siamo competenze, siamo scienza, siamo strategie, azioni, attività, insomma tutto quello che noi siamo capaci di mettere in campo. Ed ecco che allora anche la vela, così come se il golfo io lo vedo in modo molto realistico, più di lunga gittata, noi in questo momento abbiamo un obbligo di breve periodo, ne parlavamo prima, che è quello di massimizzare quello che riusciamo a fare stante le strutture esistenti, riuscire ad incrementare il numero probabilmente di eventi, di presenza in quelle strutture, e poi un ragionamento di lungo periodo che però è di proiezione, quindi non ci dobbiamo neanche dire va bene, da domani parliamo solo di golf, no, sappiamo che attendere può essere una delle cose che ci renderà competitivi, no, però ci consentirà di dire che esistiamo anche su questo segmento, evidentemente. Sulla vela, grandi eventi sportivi lo sappiamo, grandi competenze, grandi maestranze, c'è tutto il tema che poi legato alle portualità, legato a tutto quello che sta dietro anche i grandi eventi sportivi. Ci crediamo, io credo moltissimo nel valore dello sport come veicolo di comunicazione di una destinazione. Sport che ci piacciono, la vela, il Giro d'Italia, Luna Rossa, ne abbiamo parlato, il triathlon, che sono tutti eventi che enfatizzano quelli che sono i tematismi che si stanno sviluppando. Anche per singoli territori ci sono trasversalità regionali, ma ci sono peculiarità. Se penso all'Ogliastra non posso che pensare al turismo attivo necessariamente, per condizioni morfologiche ma anche culturali e di comunità. Credo che, e vi lascio, che oggi la cosa più importante sia fare un cambio di paradigma culturale, ognuno di noi nel proprio ruolo. Riuscire a capire chi fa che cosa risulta sempre più importante oggi, perché se è vero che la Regione potrà tracciare la storia, il tema della sostenibilità, ce lo siamo detti tante volte, non credo che sia qui il caso di continuare a ripetercelo, anche se potrebbe giovare, però chi fa prodotto sono le imprese e il prodotto non è fatto più solo di stanze d'albergo. Ringrazio gli albergatori perché ancora una volta sono quelli che hanno capito prima degli altri che non bastano più da soli. E tanto è vero che molti di loro stanno diventando DMC di fatto. E questo, se da un lato può essere utile, dall'altro mi fa accendere una spia rossa. Vuol dire che stiamo ancora delegando a qualcun altro la scelta della nostra destinazione. Perché da qui poi deriva tutto il resto. Non è che arrivano prima le rotte e poi il prodotto. Non è che nascono prima gli alberghi e poi il prodotto. Abbiamo 800 alberghi sulla costa, turismo delle zone interne, bene, strutture ricettive non ce ne sono. L'extraalberghiero è utile, fondamentale, necessario, da solo basta. Noi siamo una regione ancora fortemente intermediata. Sebbene Booking, Airbnb abbiano un valore di promozione e comunicazione altissimo, soprattutto per l'extraalberghiero, è vero che l'alberghiero si muove ancora moltissimo con intermediazione di agenzie e tour operator. Allora, se io parlo di sviluppo di zone interne, nasce prima il prodotto o l'albergo? Forse si va ancora una volta insieme, e l'albergo da solo basta? No, ci vuole contenuto, ci vuole prodotto, ci vuole meno folclorizzazione di noi stessi, e una visione un pochino più scientifica come quello che si sta cercando di dare oggi. Grazie a tutti, buon lavoro. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.